Domani un importante appuntamento organizzato dal PD dove si discuterà ampiamente sull'autonomia differenziata, dei suoi pro e dei suoi contro. Ne parleremo domani in un'assemblea pubblica all'Empedocleo. È un tema d'attualità, è importantissimo, perché questa legge è una legge pericolosa che spacca l'Italia. Di fatto realizza quello che era l'intento secessionista della Lega. È una legge che attribuisce una quantità enorme di funzioni, circa 500 alle regioni, svuota l'amministrazione centrale dello Stato, ma soprattutto per finanziare questo trasferimento comporterà un drenaggio di risorse dalle regioni meridionali alle regioni settentrionali, che poi è il vero obiettivo della Lega. Quindi una legge che aumenta le disuguaglianze territoriali e viene meno al principio di solidarietà della nostra Costituzione. Per fortuna la Corte Costituzionale ci ha messo una pezza come dire, sanzionando alcune norme, dicendo che sono incostituzionali, ristabilendo la centralità del Parlamento, ristabilendo il principio di sussidiarietà e di collaborazione fra le amministrazioni dello Stato e non di competizione come vorrebbe la Lega, e soprattutto, come dire, evidenziando che tutto ciò che verrà, come dire, eventualmente discusso in termini con le regioni di trasferimento delle funzioni non può riguardare intere materie, ma solo singole funzioni, il cui trasferimento sia giustificato dalle condizioni particolari di quella regione. Faremo questo incontro coinvolgendo Giovanna Iacono, deputato del Partito Democratico, Giuseppe Montemagno, presidente regionale dell'Arci, Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL, Francesco Cacciatore, che è sindaco di Santo Stefano di Quisquina, ma soprattutto componente direttivo della Lega delle Autonomie Locali. Concluderà poi Giuseppe Provenzano, membro della segreteria nazionale del partito e responsabile esteri. Quindi sarà un modo per approfondire questa legge, per capire cosa ha modificato l'intervento della Corte Costituzionale e come prepararsi al prossimo referendum che ci sarà in primavera per abrogare questa legge e cancellarla dal nostro ordinamento giuridico. Vi aspettiamo.